Romano Toppan, docente universitario e consulente strategico per la provincia di Venezia in economia del turismo, racconta il suo senso del viaggiare in un libro che lui chiama Contributo della letteratura e dell'antropologia culturale al senso del viaggio, presentato lo scorso 11 maggio a San Donà di Piave. Il viaggio di Romano Toppan è un'opera di conoscenza delle emozioni e delle forme che si fanno spazio durante un percorso di viaggio. Docente di economia del turismo, Romano Toppan se la prende con coloro i quali non amano abbastanza il proprio paese. I viaggi generano anche una grossa economia del turismo. L'autore è profondamente convinto che il patrimonio culturale italiano non sia abbastanza valorizzato e sfruttato ai fini di portare ricchezza. È un'assurdità totale, basti che dica in termini molto semplici che 1 miliardo di euro investiti in siderurgia creano 300 posti di lavoro, mentre 1 miliardo spesi e investiti nella cultura ne creerebbe 12.500. Non so se mi sono spiegato. Cioè, tutta questa gente che vanno a fare i politici, ma hanno una vaghissima idea di che cosa significa investire per far diventare ricca la nazione, o si accontentano di prendere tutto loro? Non lo so, è una cosa incomprensibile. Sono 40 anni che lotto e non ho ancora capito perché fa così. Romano Toppan dedica spazio ai viaggi di scoperta delle nuove terre e delle tradizioni che appartengono ai diversi luoghi. L'autore accosta il senso del viaggio a quello del turismo, dedicando qualche saggio al vino, alla città di Venezia, che è meta di scrittori provenienti da tutto il mondo e sa regalare magia e creatività. Quando io cito Fernand Braudel che dice, innamorato di Venezia, che dice Venezia è una città mondo, e ho citato la sua battuta che quando era il centro del mondo Manhattan e Wall Street erano campi di patate, dà immediatamente un'idea molto chiara e semplice di come noi non amiamo il nostro passato. La nostra gente non lo sa. Perché lo sa Fernand Braudel e non invece i nostri politici di Venezia? Cioè non c'è più amore per questa città. Il viaggio è per lo scrittore Toppan occasione di esplorazione di nuove realtà e attenta osservazione e scoperta di sé, quasi come un sogno. Il libro comunica al lettore qual è la vera anima del viaggio e del viaggiatore, colui che scopre e si mette in gioco per cambiare, per andare oltre la propria appartenenza d'origine ed essere presente, solamente essere nel luogo in cui si trova.